Come difendersi dalle truffe? Negli ultimi mesi sono sempre più frequenti le truffe ai danni degli anziani. Approfittando della loro sensibilità, i truffatori raggiungono il loro infimo obiettivo, quello di raggirarli e derubarli. Pensione, risparmi, oggetti dal valore non solo materiale, ma soprattutto affettivo. La truffa del falso nipote. Comincia con una telefonata al telefono fisso. Nonna, sono io, tuo nipote. In questo modo invogliano la vittima a pronunciare il nome di un parente. Alberto, sei tu? Da questo momento in poi, i truffatori fingono di essere questa persona. Raccontano che hanno urgente bisogno di molto denaro. Il motivo? Emergenza finanziaria, l'acquisto di un oggetto costoso che dovrebbe essere spedito, incidente improvviso. Con telefonate ripetute, i truffatori tengono la loro vittima sotto pressione, non lasciandole il tempo di consultarsi con la famiglia. Se la vittima consente, i truffatori riescono ad ottenere il denaro. Il presunto nipote spiega alla vittima che non può ritirare personalmente il denaro e intima alla nonna di non chiudere mai il telefono perché sta per giungere un amico a ritirare la somma richiesta. Come difendersi dalla truffa del falso nipote. Allertarsi quando l'interlocutore nella chiamata riferisce di essere il nipote. Al telefono mai rivelare alcun dettaglio sulla situazione familiare e finanziaria. Dopo aver ricevuto una telefonata con una richiesta di denaro, consultarsi sempre con la propria famiglia attraverso l'uso del cellulare. Non dare mai denaro o gioielli ad estranei. Informare immediatamente le forze di polizia, 113 o 112, in caso di una chiamata che sembra sospetta. Attenzione! Chiamare i numeri 113 o 112 utilizzando esclusivamente il proprio telefono cellulare, poiché i malviventi impediscono di utilizzare il telefono fisso tenendo aperta la conversazione.